Bene, ed eccoci in studio per il nostro consueto appuntamento col Memento, che questa sera torniamo a dedicare a Venezia, Ermanno. A Venezia perché in aprile c'è una ricorrenza importante, sicuramente si celebrano, tra virgolette, i 50 anni della legge speciale per Venezia, il 16 aprile del 1973, quindi qualche anno dopo la grande alluvione, ma è un'occasione per i veneziani per tornare, tra virgolette, in piazza. Lo hanno fatto alcune settimane fa a Mestre e adesso lo faranno anche, diciamo così, nel centro storico, anche per ribadire, diciamo, tra virgolette, quelli che sono i problemi della città e dei cittadini, i residenti, che sono sempre meno a Venezia. Certamente Venezia ha molti problemi perché Venezia è stata privata di una buona parte della popolazione veneziana, che in parte è uscita da Venezia e risiede in terraferma, e poi c'è questa invasione barbarica del turismo, che è un turismo di massa, è un turismo che rovina Venezia e non è un turismo che porta, diciamo, vantaggi. Poi, per carità, piuttosto che niente, va bene anche questo, ma bisogna ripensare al tipo di turismo da fare a Venezia, ma soprattutto una città, qualunque sia, Venezia in particolare, se non è abitata e vissuta dai suoi cittadini, finisce per essere un rudere e un museo a cielo aperto, il che non è auspicabile, perché vuol dire la decadenza di una tradizione, di una civiltà, perché ricordiamo che sono i veneziani a costruire Venezia, non è che Venezia costruisce i veneziani. Ecco, abbiamo sempre questa strana idea, abbiamo ereditato delle opere fantastiche e non sappiamo nemmeno a difenderle, non sappiamo nemmeno utilizzarle, e quindi ci vuole una gestione diversa a livello cittadino, quindi ci vuole un sindaco presente a Venezia, non può soltanto restare nella terraferma, ci vuole una regione che sappia apprezzare l'unica città al mondo. Non c'è una copia di Venezia. Cioè ce ne sono tante, ma sono copie. Ecco. Ma hanno provato a copiarla, hanno provato a copiarla, ma non ci sono riusciti. E allora con noi abbiamo un rappresentante che con fermezza ci spiegherà questo evento che cercherà di risolvere il problema. Certo, l'abbiamo sentito perché è già intervenuto, e saluto e ringrazio della sua presenza Michele Boato. Buonasera. Buonasera. E grazie per essere qua con noi, direttore dell'Eco Istituto Veneto Alex Langer, una delle associazioni, delle componenti che partecipano e hanno come dire, organizzato anche questo appuntamento del 16 aprile. Siamo una ventina di associazioni, molte ambientalistiche, ma non solo, anche molte sociali. Venezia ha un grande fermento, anche Mestre. Sono due realtà molto diverse, perché la manifestazione dei 5.000 di 3 settimane fa vedeva pochi veneziani dell'isola, diciamo, la grandissima parte di mestrini, ma è stata molto bella perché di quella grandissima parte almeno metà non avevano mai manifestato prima. È stata una cosa che ha fatto veramente bene al cuore sentire che anche a Mestre, mentre Venezia ha una tradizione culturale e di movimento più antica e più forte. Diciamo che quando nel 66 c'è stata l'Acqua Granda, il disastro di Firenze, che di solito si ricorda in Italia era pari al disastro di Venezia, forse inferiore al disastro di Venezia, e subito dopo è nato un fronte per la difesa di Venezia e della laguna, che vedeva in testa le famose contesse, chiamate così dispregiativamente dalla sinistra, le contesse di Italia Nostra, la contessa Foscari in testa. A queste si sono aggiunti gli architetti, gli urbanisti come Pino Rosasalva, la grande famiglia in cui fra l'altro suo nipote ha inventato la Venice Marathon, insomma una famiglia molto importante, non solo per le pasticcerie che tutti conoscono, ma proprio per la vita veneziana, e a un certo punto si è aggiunto anche Montanelli e il Corriere della Sera, a difesa di Venezia, perché era chiaro
che quell'acqua granda non era nata solo dalle piogge e dai venti, quelli di Firenze diciamo, era nata anche dal fatto che negli ultimi 30 anni Venezia era sprofondata di 13 centimetri a causa dei emungimenti delle acque di Marghera da sotto le falde. 13 centimetri sono una grande misura. Niente di fronte al fatto che eravamo 2 metri sopra il livello medio del mare nel 66, ma i 13 si sono aggiunti per le successive acque alte che si sono moltiplicate. E poi il canale dei Petroli che si stava già scavando e che Italia Nostra, soprattutto con l'architetto Pino Rosasalva, ha tentato di bloccare con una manifestazione di 200 barche circa. Il giorno, eravamo nel 69, il giorno in cui si stava inaugurando. La prima petroliera che è arrivata è stata ferma lì 8 ore, dalla mattina presto fino alle 2, perché i pescatori e gli ambientalisti, diciamo soprattutto Italia Nostra, hanno fatto questa manifestazione. Che cosa volevano? Volevano, primo, che non si continuassero a fare canali così profondi, perché questo aumentava assolutamente l'entrata del mare in laguna. La laguna diventa un mare, si dice in veneziano di solito, ma parliamo... Certo. Poi, secondo, che non si facesse la terza zona industriale, perché anche questo era un problema, cioè 4.000 ettari che si stavano imbonendo, erano già arrivati a 1.200, grazie alla sponsorizzazione dell'allora ministro De Michelis, che voleva assolutamente che dopo la prima zona industriale, quella diciamo dell'Italsider, della Breda, cioè delle navi, e la seconda, quella della chimica, molto più grande della prima, se ne facesse una terza più grande della somma di quelle due, che arrivava fino molto giù verso Chioggia. E questa cosa avrebbe ancora di più aumentato il problema della laguna, perché più bonifichi, più chiudi e più l'acqua si alza immediatamente invece che espandersi. Quindi blocco della terza zona industriale, blocco di canali profondissimi come quello dei Petroli e blocco dell'emungimento delle acque. Queste tre cose sono arrivate con la legge speciale del 73, quindi ricordare il 73 non è una cosa, la memoria storica, è dire lì c'è stata una svolta, finalmente in Parlamento, 7 anni dopo il 66, però insomma i tempi della politica sappiamo che non sono mai così veloci. Da quel momento in poi non c'è stato più lo sprofondamento, Venezia si è fermata, la subsidenza si chiama. Da quel momento in poi si è fermato l'imbonimento della terza zona industriale, anzi al 2000 si sono riaperti i canali ed è tornato il flusso della marea dentro a quella che sarebbe dovuta essere terza zona industriale, e da quel momento in poi la battaglia contro fare nuovi canali ha avuto un riscontro, anche se ancora oggi una delle battaglie che stiamo facendo è proprio sul canale dei Petroli, proprio perché vogliono ancora approfondirlo e vogliono addirittura farci una scogliera con massi enormi da tonnellate per allargarlo, raddoppiarlo addirittura. Quindi quella battaglia dei canali è totalmente in corso, perché è il problema delle grandi navi. Le grandi navi che siamo riuscite a mandare via con tante manifestazioni in questi ultimi 10-15 anni, io sono stato anche sotto processo con tanti altri, per fortuna assolto eccetera, ma sistematicamente sotto diciamo, l'occhio vigile della polizia, della questura eccetera eccetera, con le barchette nostre così a fare manifestazioni, non per bloccare le navi, non ci riuscivamo, ma almeno per far sapere al mondo che queste grandi navi sono un disastro. Non passano più davanti a San Marco, ma adesso le stanno facendo passare da Malamocco fino a Marghera, e per farle arrivare a Marghera, siccome non ci riescono veramente, se non qualcheduna, poi si sono fermate, vogliono raddoppiare i canali Petroli, quindi la battaglia è ancora in corso. Non solo, ma vogliono approfondire ancora il canale. Almeno di 6 metri, certo. I canali Petroli, e quindi aumenta la portata, allargando e approfondendo. Però c'è una contraddizione, questa fa parte della stupidità dei nostri politici. Il microfono? Sì, no, beh, va bene. E fa parte della stupidità dei nostri politici, perché abbiamo un Mose che chiude il porto, certo.
perché ovviamente il problema dell'acqua alta, l'abbiamo già detto almeno 20 volte, dipende dal canale di Petroli per la maggior parte. Abbiamo fatto vedere anche i grafici, dopo che è stato fatto il canale di Petroli è cominciato l'acqua alta. È aumentata di molto. Ecco. Quindi il problema è che abbiamo fatto una struttura che è contraria eventualmente a quello che è il canale di Petroli, perché ovviamente dovrebbero entrare le navi portacontainer in questo caso per allargare in questa maniera, ma ovviamente le navi portacontainer possono aspettare che ci sia l'acqua alta o l'acqua bassa. Quando arrivano in porto non possono fermarsi in alto mare, devono entrare. Se il Mose è sollevato non possono avere accesso alla laguna. Quindi c'è tutta una contraddizione. È quello che dico, che ci vorrebbe un progetto generale sulla laguna, prima di fare delle attività singole che sono contraddittorie tra di loro. Il Mose è contro il porto è contro il Mose. Quindi facciamo delle opere che non servono e il canale è contro Venezia. Prego. E la legge speciale 73 e anche le successive in realtà non mettevano al primo posto il Mose, mettevano al primo posto il riequilibrio della laguna. Certo. E quindi dicevano di ridurre la profondità dei canali, non di aumentarla, dicevano di ricostruire le barene che in parte erano state portate via dal moto ondoso, dicevano di mettere dei limiti molto grossi all'entrata delle navi, cioè le cose che sembra che stiamo dicendo noi come ambientalisti sono nelle leggi speciali, la prima, la seconda e la terza, e quindi stiamo in una situazione che ha in realtà calpestato il dettato della legge. Fino al 2003 per esempio la legge speciale finanziava l'innalzamento delle fondamenta della città. Se uno adesso scende alla stazione non ha l'acqua alta come ce l'aveva 15 anni fa, appena eravamo 80 cm sopra il medio mare, adesso ce l'ha solo dopo 1,10 m, perché sono state aumentate le fondamenta, così come tutto il Rio di Canareggio che arriva alla Nuova Ca' Foscari, così come le Zattere, così come la Giudecca. Ecco, a un certo punto si è fermato tutto questo e nel 2003 i soldi sono finiti tutti al Mose, ma tutti, cioè 100 milioni di euro all'anno, che prima andavano un po' qua, un po' là per cercare di sistemare la città, comprese anche le residenze per i giovani che a quel punto non si sono più neanche nominate addirittura, e hanno finanziato solo quella grande opera. Una grande opera che è vero che blocca le acque alte eccezionali, ma la situazione di tutta la parte che va sotto il 1,10 m, quando il Mose non si alza, rimane, e quindi per esempio Piazza San Marco è la più famosa, ma tante altre parti di Venezia. Ma anche dobbiamo tenere presente che Venezia deve alzarsi, e su questo volevo dire una cosa che sembra fantascientifica, ma non lo è. Cioè ci sono stati già degli esperimenti riusciti in laguna e anche in città vicino a Piazzale Roma di alzare non solo la fondamenta ma l'insula stessa. Venezia è fatta di un centinaio di isole, l'isola stessa o grandi parti di un'isola, attraverso un lavoro di intervento nel sottosuolo, ma molto in profondità. Certo. Questa cosa, gli studi di questa cosa tra l'altro li facevano all'Università di Padova, il professor Gambolati era uno di quelli che li faceva, li potrebbe fare, non li fa in questo momento, sono stati a un certo punto interrotti perché erano in contraddizione con l'affare Mose. Il Mose ha una sua utilità, ma è stato un affare, soprattutto lo sappiamo, Galan, le galere, i soldi eccetera, perché hanno visto solo in quel progetto lì e basta la soluzione della città di Venezia. Non lo è. E anche, se vogliamo continuare questo ragionamento, il problema delle navi. Si sono citate i portacontainer, che è l'unica, diciamo, vera eccezione che potrebbe essere sollevata, perché le crociere, è stato studiato, la professoressa Maria Rosa Vittadini, il professor Di Tella, che qui è spesso vostro ospite, hanno fatto un metaprogetto, un preprogetto non definito ma di massima, che hanno regalato al governo, di fare un avamporto proprio di fronte all'isola nuova che hanno fatto
per una centrale che serve per il Mose di fronte agli Alberoni, fra il Lido e gli Alberoni, e lì si possono fermare 4 navi da crociera e poi con le motonavi, come si va al Lido, da lì si viene a San Marco e i turisti possono benissimo visitare Venezia, vederla dalla motonave e andare in marittima se vogliono fare le loro cose. Questa cosa qui è stata sempre negata da tutte quante, tranne quelle di Cacciari, ma Cacciari non ha contato niente, lo ridicolizzavano proprio, certo. Lo ridicolizzavano. Lui e il professor Di Tella neanche gli lasciavano parlare nelle riunioni del comitatone, mentre Galan andava lì con la maglietta con scritto Viva il Mose, cose da non diciamo da che cosa. Da Galan. Da Galan, ecco, va bene. Sì. E questa cosa qui è la soluzione per la stragrande maggioranza dei problemi. Non si perdono le crociere, si fanno fermare davanti al Lido con dei pontoni. Di Tella è il maestro mondiale di queste cose, ha fatto centinaia di queste cose e sembra che quando parla lui dicono sì vabbè, non è dei nostri, insomma, cioè non è di quelli che hanno preso le tangenti. Ecco. Certo. Quindi quello che noi diciamo, lo scopo di questa chiacchierata che abbiamo fatto su Venezia è che i veneziani si diano una mossa. So che prossimamente ci sarà una manifestazione, speriamo che anche questo argomento venga sollevato e sia la possibilità per Venezia di intervenire veramente per la gestione di un progetto generale su Venezia. Non si può affrontare un progettino alla volta, perché alla fine si va in contraddizione, che uno va a interferire sulla funzionalità dell'altro, o si crea un progetto generale funzionale con un'intenzione univoca di risolvere i problemi, allora riusciremo a salvare Venezia. Il momento più bello dei veneziani, prego, se posso dirlo, è stato quando nel 75 hanno inventato la Vogalonga. Lì una serie di persone, fra cui un giornalista del Gazzettino bravissimo che è in pensione adesso, Silvio Testa, ma tanti altri, anche regatanti, si sono messi assieme, erano una ventina e hanno fatto questi 34 chilometri a remi da Venezia fino a Burano e ritorno, 34 mi pare fosse esattamente, 32. Da quell'anno sono aumentate sempre di più le persone che hanno ripreso a vogare a remi, e questo è fondamentale per Venezia, perché il motondoso, la velocità, i motoscafi, in particolare i taxi che vengono da Tessera a Venezia, è tremendo, distrugge le barene, è pesantissima questa cosa. In Canale della Giudecca, basta andare un giorno in Canale della Giudecca e si vede il disastro che c'è quando passano. Quella cosa della Vogalonga è durata, così come spirito veneziano e popolare, è durata 25 anni. Diciamo che adesso è diventata anche lei purtroppo una specie di appuntamento più turistico, vengono più con queste grandi barche, mezze vichinghe eccetera, oppure remando sopra le tavole, e queste cose qua non sono più la cosa di cui si parlava in quel momento, però è quello lo spirito che bisogna di creare, lo spirito della venezianità non stupida, non isolazionista, non contro gli altri, ma per il prestigio di Venezia, che è una città appunto unica al mondo, che ha bisogno di questo spirito. Ce n'è delle cose attorno al mercato di Rialto, c'è un comitato che si chiama Viva Rialto, che è organizzato, diretto da una signora anziana ma brillantissima, che fa vedere come i veneziani ci sono, ma è una difficoltà enorme, perché tu fai una manifestazione a Venezia e non la vedi perché è sovrastato dal flusso, dalla massa dei turisti, per cui il 16 aprile bisognerà vedere dove si fa questa manifestazione, perché se la fai in Strada Nuova sembri uno dei 20, 30, 40 mila turisti che passano per quella strada in quel momento. Certo. Bene. Allora riprenderemo il discorso prossimamente, perché è importante, perché Venezia non va abbandonata, perché i veneziani si rendono conto che devono manifestare, sono i più direttamente interessati, perché Venezia è un patrimonio che sta per essere dilapidato e svenduto a pochi euro.
perché ci sono delle compagnie, ci sono delle società che cercano di comprarsi interi rioni di Venezia perché sanno come utilizzarli. Allora non vedo perché dobbiamo colonizzare Venezia. Venezia deve essere abitata dai veneziani. 8 famiglie di San Pietro di Castello, sì, la settimana scorsa, assieme al comitato di San Pietro e di Sant'Anna, hanno vinto perché li stavano buttando fuori per dare una bellissima zona che era un ex caserma, ma prima era un ex convento di San Pietro, la stavano dando a una qualsiasi società che doveva fare il solito albergo. Insomma, è stata una battaglia che è durata 2 anni. Però hanno vinto. Però hanno vinto. L'altro giorno in Consiglio Comunale è arrivato il Demanio, perché è ancora del Demanio quella roba. Il Demanio ha detto noi non espelliamo assolutamente queste 8 famiglie. Devo dirle perché non sono tutte perse le battaglie che si fanno. No, bisogna anche considerare che ci sono delle regole internazionali. Se io vado in Svizzera non posso comprare un appartamento, non posso comprare una casa. Se io non sono residente svizzero, cittadinanza svizzera, io non lo posso comprare. Perché? Perché sennò chiaramente anche lì ci sarebbe un'invasione barbarica della Svizzera, perché chiaramente è un tesoro sia da un punto di vista finanziario sia da un punto di vista fiscale. E quindi gli svizzeri difendono il loro territorio. Allora ti fai veneziano, ti compri, abiti a Venezia, non basta essere veneziano, bisogna abitare a Venezia, e allora magari se si fa finalmente una legge, diciamo, sul reddito, quindi non pago le tasse se sono e abito a Venezia, allora Venezia tornerà ad essere abitata, e questo è un punto di partenza. Poi bisogna creare anche delle attività, e oggi attività che non inquinano ce ne sono molte. E l'Arsenale è il luogo dove per esempio stabilire centinaia di zone artigianali. L'Arsenale è esattamente il luogo vocato e non ne stanno ancora parlando. C'è un comitato anche all'Arsenale, un forum Arsenale, che chiede questo, che non ci siano solo le grandi mostre o la Biennale che arriva e poi va, ma che ci sia una ripresa dell'attività produttiva anche delle barche, ma non solo, in Arsenale. Ma anche le nuove tecnologie, no, di tutto. Per esempio tutta la questione della comunicazione, dei computer e tutto il resto, cioè una Silicon Valley veneziana sarebbe auspicabile. L'Arsenale di cui parlava Dante, la più grande industria che c'era al tempo di Dante in Italia. Certo. Grazie. Allora grazie a Michele Boato. Noi continueremo a seguire ovviamente quello che accade a Venezia, cercheremo di portare anche qua nei nostri studi rappresentanti dei vari comitati, delle associazioni che sono attive a Venezia, che sono particolarmente anche propositive, con tante iniziative, proprio per dare voce e visibilità a quello che stanno facendo, anche per far capire poi quelle che sono appunto le problematiche di una persona, una famiglia che vuole vivere a Venezia. Grazie ancora a Michele Boato, direttore dell'Eco Istituto Veneto Alex Langer. Ricordiamo questo appuntamento del 16 aprile, è una domenica a cui si terrà questa manifestazione, che è stata organizzata da questo coordinamento di associazioni veneziane che si chiama appunto Coordinamento 16 aprile. E daremo notizia, perché ci saremo anche noi. Certo, ecco, certamente. Ecco. Bene. Grazie allora a Michele Boato. Per voi telespettatori un attimo di pubblicità e poi torniamo subito e resteremo un po' in tema ambientale, perché affronteremo il tema della siccità, di quello che stiamo vivendo in questo periodo, una siccità che ogni anno si proponiamo come a volte un'emergenza, ma ormai non possiamo più parlare di emergenza, perché ormai è diventata già una cosa che si ripete ormai da tanti anni, quindi è già una cosa cronica, diciamo, tra virgolette. Ne parliamo tra poco.